Eder. Mac. Pallister. La morte di un 61enne senza tetto a Siracusa si è tinta di una violenza che ha scioccato la comunità locale, portando alla luce le oscure vicende che possono celarsi nelle notti di una città. Il dramma si è consumato presso la stazione ferroviaria, un luogo che per molti rappresenta un punto di passaggio, ma che per altri, come M, costituisce un rifugio temporaneo. La testimonianza di questo tragico evento proviene da R, un altro senza tetto, che condivideva le sue notti all'aperto accanto a M. R, visibilmente scosso e con le mani tremanti, ha raccontato al solo cronista presente sul luogo quanto accaduto tra mercoledì e giovedì notte. Secondo il suo racconto, un individuo sconosciuto ha aggredito loro due senza alcuna pietà, scatenando una violenza brutale e insensata. M è stato il bersaglio principale di questa furia, subendo una serie di colpi che lo avrebbero lasciato in uno stato critico. Nonostante fosse stato trasportato in ospedale, M ha scelto di ritornare alla stazione, lamentando un freddo insostenibile e chiedendo una coperta. Il giorno seguente, R ha trovato M senza vita. La paura di R per la propria sicurezza è palpabile. Ha espresso il desiderio di lasciare Siracusa il più presto possibile, spaventato dall'idea di dover rivivere una notte simile. Il suo racconto parla di un'aggressione motivata dalla presunta scomparsa di un cellulare, che ha portato l'assalitore a scatenare una violenza inaudita su M, per poi dileguarsi. Sul luogo del delitto, la polizia ha agito prontamente, cercando di isolare la scena del crimine per preservare le prove e sottrarla agli occhi curiosi dei passanti. R, pur ferito, ha collaborato con le forze dell'ordine, ma desidera disperatamente allontanarsi da quel luogo pregno di ricordi traumatici. I familiari di M sono in cerca di giustizia, mentre le autorità esaminano le registrazioni delle telecamere di sicurezza, nella speranza di trovare riscontri che possano chiarire i momenti cruciali dell'aggressione e della morte di M. L'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Siracusa rappresenta un passo fondamentale verso la verità. L'autopsia disposta sul corpo della vittima e il vaglio della testimonianza di R sono elementi chiave che potrebbero fornire risposte e portare all'identificazione del colpevole, mentre il sospetto di un assassino ancora in libertà aleggia sull'intera comunità. La certezza di un uomo brutalmente ucciso rimane un monito della violenza che può celarsi nell'ombra delle nostre città. Denise Marziwildo E, una donna di 60 anni, è tragicamente deceduta all'ospedale di Cattinara il giovedì 21 novembre, a seguito di un incidente durante una battuta di caccia sul Carso triestino. La donna è stata colpita da un proiettile, riportando ferite gravi alle gambe e al basso ventre, che si sono rivelate fatali. In seguito all'accaduto, la Procura di Trieste ha avviato un'indagine per omicidio colposo. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal quotidiano Il Piccolo. Secondo le informazioni disponibili, Denise Marziwildo stava camminando nel bosco insieme a un uomo di 80 anni di Muggia, che partecipava anch'esso alla battuta di caccia. Il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile dell'uomo, colpendo la donna. L'80enne ha spiegato che un ramo improvvisamente ha urtato l'arma, facendola sparare. La squadra mobile e la polizia scientifica, sotto la supervisione del pubblico ministero Ilaria Iozzi, stanno conducendo le indagini. Sono stati raccolti e trasmessi al magistrato tutti gli atti, comprese le testimonianze dei presenti al momento dell'incidente. Dopo l'incidente, l'uomo ha cercato di prestare i primi soccorsi a Denise Marziwildo E, mentre gli altri partecipanti alla caccia hanno allertato i servizi di emergenza. L'anziano, visibilmente sconvolto, ha espresso più volte il suo profondo rammarico, definendo l'accaduto un tragico incidente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.